No, I'm not a writer. Altre cosine che ho potuto notare qua. Allora, anche qui c'è la moda del bio, il biologico, quindi bio scritto dappertutto, anche sui pneumatici delle macchine fra un po'. Il frutta e verdura che si trova a noi, qua se ne trovano anche parecchi lungo le strade. L'unica cosa, si chiamano frutta e legumi, si vede che qua la verdura non gli va giù. E queste boucherie, vedi, le boucherie, quella era anche grandina, vabbè, ma non ho voglia. Le boucherie sono quelle pasticcerie e panifici, no? Dove io sono andato a prendermi le croissant e le baguette, che mi fanno un po' da carriera. Confronto a quelli che trovi in certe nostre pasticcerie, cioè scusa, ma francesi, la France, la France. La France con i su camp, le camp de grand. Ciao cavallo francese. Il francese sarà le cavè o le cavù, sì, per forza. Allora no, non ti ho neanche detto. Allora adesso siamo per strada, e fin qua chiaro, però in quella strada che è tra Cassis, che è dove ero io, ok, dove eravamo prima, e l'Italia, diciamo Cuneo, messo come destinazione, e passando per il famoso Colle della Maddalena, che io non lo so se l'ho fatto, non mi ricordo se l'avevo fatto in moto quella volta, cioè avevo 16 anni, quindi non ricordo, non usaggio un cazzo. Quindi proseguiamo per questa stradina qua e basta, tranquilli, rilassati, guarda che bello. C'è stato ieri, guarda, ero veramente, avevo le gambe a pezzi, non ho voluto, proprio veramente non ho voluto alzarmi, andare a prendere la GoPro, ma è arrivato un temporalone pazzesco, credo, non so se ne ho mai sentiti così forti, ed è durato anche poco, perché è durato tipo mezz'ora, però ci sono stato sveglio perché c'erano di quei tuoni, porca di quella troia, che sentivi altro che Dolby Surround dentro al camper. Cazzo culo, stradine un po' Messico e nuvole, un po' Arizona, no? Perché ci hanno fatto anche tutti i loro sentierini che ti invitano ad andare dentro, sentiero turistico. Io ho detto no, ma non mi fregate, li conosco io che sentieri che sono, è tutta roba sassi, terra rossa e gli alberi che non fanno neanche ombra dappertutto. E quindi sì, un caldo della miseria, non è passeggiatini in montagna con l'uscello, no, qua soffri come un'iguana. E poi c'è questa moda dei francesi, mamma mia che simpaticoni, di non mettere il guardrail, no? E mi ricorderà sempre una volta che appunto, forse stiamo parlando di questo famoso Colle della Maddalena, che c'era in moto, c'era il guardrail tipo questo, no? Nei rettilinei, ma ecco qua, proprio nel punto clou del tornante non c'è, vedi? Cioè della serie ti proteggiamo più o meno nel dritto, ma proprio quando la curva stringe, tac, devi morire, cazzo, te la meriti. Quindi tipo tu sei qua che dici dove abito oggi, e oggi abito, cioè fai la scenetta, fai così, tac, acá, in mezzo a sterpaia, buono. Mi sono veramente innamorato della Francia, solo due cose odio, ma anche tanto. Una, dossi dappertutto, anche nelle salite più dure, dossi, ma dossi quelli proprio che devi fare con la terza al minimo, se no ti butti via l'impianto elettrico. E poi va bene, nel sud della Francia la delinquenza, che significa che devo andare in campeggio. Per i dossi veramente meriterebbero severe punizioni anali. Fate come da noi, mettete autovelox dappertutto, da noi ci sono anche quelli finti, che comunque con quelli veri poi il comune tira su i soldi e quando ne ha che gli fanno fuori dalle orecchie li spende per curare un po' l'ambiente, le strade, dai. 4VD Preparation, 4x4.com. Ci facciamo preparare il camperino. Sì, magari. La France, con queste stradine che piacciono allo Jur, tutte con un po' di verde. Ecco, adesso no, vedi, perché ogni volta che io parlo, dico qualcosa, spuntano i cartelli, le case, vedi? È una roba terribile. Posso solo immaginare, avendo guidato delle automobili, che fare un viaggio di quasi 2000 km con un piccolo vecchio camper di 30 anni non è la stessa cosa di farlo con camperoni, quelli ultramoderni a 150 all'ora in autostrada. Cioè, ha un altro peso, cioè la presa ti sembra più grande, quello volevo dire, capisci? Un
po' come chi si fa i 400 km in bici e chi li fa in moto. Chiaro che quello che li fa in bici l'impresa è epica, è memorabile, no? Qui spesso hai visto riprese fatte veramente alla cavolo, a casaccio, senza lo stabilizzatore, a volte anche senza il microfono, perché credo tu abbia anche capito ormai che in questo canale non si vive per fare i video, ma si fanno i video di ciò che si vive. È tutta un'altra filosofia. Certo, poi il risultato della qualità video è decisamente scadente, però come vivo io l'avventura, ragazzo, ti assicuro che non ci sono rotture di scatole, c'è solo il viaggio, c'è il godersi il viaggio, tutte queste cose, non star là a scervellarsi e no, devo andare qua perché devo far vedere quel posto, oppure devo far così, quindi prepara l'apparecchiatura, questo e quello. Per carità, no, cioè non è un lavoro, è un'avventura. Comunque, ragazzo, parliamo del wine, il wine francese. Quello che avevo preso io era un Bordeaux, non so se è giusto dire, c'era scritto Bordeaux, non so se è un tipo di vino o se è la marca. Guarda, 4 euro e passa di vino, uno schifo, gusto abbastanza anacquato, ti batteva subito in testa. È vero anche che poi ho pensato, cioè, da noi con 1,60 già ti ricarichi un litro di vinello buono, no? Però siccome qua le robe costano tipo il quadruplo, il quintuplo, allora ho detto, beh, forse quel vinello a 4,50 in realtà era una bottiglia da 1 euro, valore magari 80 centesimi la bottiglia di vetro, e quindi puoi immaginare, insomma, dai. No, guarda, mi lodo e mi sbrodo, adesso mi lodo che ho fatto bene a venire su per la costa, vedendo il mare, tutte le belle città, dei whip, o almeno come si autodefiniscono loro, e il ritorno farlo per i colli, no? E questa era la parte che mi lodo. La parte che mi sbrodo probabilmente arriva dopo, quando ci saranno le salite ripide, e io sarò là che porchiderò come un suino. So che anche questa può sembrare una banalità, no? Ma tu sai che io ci tengo molto alle banalità, proprio per il fatto che vengono trascurate in quanto tali. Comunque, banalità, che tanto banalità non è una cosa molto intelligente, molto furba, fare l'andata per una strada e il ritorno per un'altra, perché ti sembra di fare un altro viaggio. Quindi in qualche modo, per chi come me il viaggiare, l'andare per strada è già parte della vacanza, ti fai una specie di doppia vacanza. Cioè adesso il virgolette ritorno in realtà per me lo sto percependo come un proseguire, anche se la direzione è verso l'Italia, ma comunque io sto girando, poi trovo qualcosa non tanto di bello ma che mi interessa, che piace a me, mi fermo. Fino ad ora nulla di impegnativo, anche se qualche salitina l'ho fatta in seconda, ma per quello c'ero abituato. Una cosa che può spaventarti ogni tanto, cazzo che dossi, mamma mia, è quando entri magari in certi borghetti, cioè non qui, che ovviamente non potevo filmare perché ero concentrato sulla guida, ma entri in questi borghetti che non sai mai se c'è il sottopasso, se c'è il tornantone estremo, eccetera, no? E è quella alla fine la paura, no? Lo sconosciuto, no? Perché la paura cos'è? La paura è ciò che non conosci, e quindi trovarti in paesi così che non hai mai visto, non hai mai percorso, in certe situazioni sì, puoi prendere un po' di paura, o sei comunque tutto sull'attenti, no? Hai presente? Wow, un po' di wild français, siamo in mezzo al nulla della France. Per questo il famoso colle della Maddalena. Sono sulla strada D23, ci sono tanti, diciamo, tornantini, ma nulla di impegnativo. Diciamo che per ora sto tenendo tranquillamente la terza. Molto bello, tutto così, tutto con queste curvette qua, tutte in terza, perché così sfatiamo anche il mito che il passo della Maddalena è facile, è difficile. Cioè, vediamo adesso, tieni conto che il Zingano qua è una persona abbastanza prudente col suo camperino, sai che ogni volta dico ripidume, aiuto, e in più ho un vecchio 1009 turbo, cioè del 91, 92, cioè 30 anni di camper, capisci? Quindi ti dico, fino adesso Cassis qua, non c'è neanche un nome nella città, ma dopo ti aggiorno, vai tranquillo, è facilissima, bellissima anche, molto, molto bella, vale, merita. Bellissimo, perché siccome è da un pezzo che va avanti così, no? Cioè entri proprio nel paesaggio dopo, non hai case, non hai bar, non hai distributori, guarda, non hai niente. Quindi bello, sei immerso proprio, c'è sta strada che passa in mezzo alla natura più totale, è bellissimo. Wow,
wow, raga, che robe. È rilassantissimo, una giostra proprio. Per darti il punto della situazione, in modo che puoi vedere nelle mappe dove sono, capire un attimo la strada che ho fatto. Qui ora sono a Rians. Che bello, ragazzo. Dovrebbero essere tutti così i posti, porco cane. Le case tutte ammucchiate in un posto e il resto tutta roba così, no? Comunque oggi salutano tutti i camperisti, anche quelli col camper da skate. Si vede che questi posti qua gli mette il buon umore. Hanno tutto molto basso qua, le pannocchie basse, i girasoli bassissimi, e le viti basse. È strano. Accidenti, non ho fatto tempo a leggere. Qua siamo nel parco naturale di non so cosa. Tutto verde adesso nelle mappe, vedi? A volte dai colori sembra più di essere in Spagna piuttosto che in Francia, che ci sono queste pietre sul rossastro, questa terra rossastra, no? Allora, ok, questo è il parco naturale del Verdon, ecco qua che abbiamo trovato il nome. E ci sono un po' sti borghettini qua, tutte le cose della France, che assomigliano tanto a quelle strade furlane, no? Con tutte queste case qua in mezzo alla strada. Le Puy de Lumont present, ho aspettato proprio che arrivasse il traffico, no? Per dire sta roba qua. La nature française nel Parc Régional del Verdon, anche a Massa. Magnifico. Sì, ma anche io riprendo sempre i suoi posti di merda. La nature de la France, le camp de Grand, onde sinistre e onde estre le alberon. Sì, anche a Massa. Tempo, gasolio e cibo, e io sono l'uomo più ricco di questa terra. Tante concessionarie Renault. Mulino di Sant'Andrea. Qui, se ti può interessare, c'è il museo della preistoria del Verdon. Era qua il cartello bianco e verde che ti avevo detto, fruits e legumes, cioè la verdura qua proprio, e anche là sotto c'era scritto bio, hai letto? Queste mode del bio qua, che dopo bio, ma te lo scrivono. Dopo, come ben sappiamo, leggiamo dai TG, cioè leggiamo dai giornali. I cavelli. Allora, guarda che gli hanno copiato i cimiteri sloveni, li incastrati là in mezzo ai campi. Perfetto, ragazzo, ho avuto modo di fare volutamente questo interessantissimo esperimento, veramente per me molto interessante. Allora, cosa succede? Questo è uno dei viaggi più lunghi che ho fatto col mio camper e ho notato, sono stato molto attento a sta cosa, che quando fai tipo superstrade piuttosto che strade trafficate è una fatica, non arrivi a fare 8 km e via discorrendo. Quando fai stradine tipo così, queste qua sperse in mezzo alla natura eccetera, è un divertimento che vorresti non finisse mai, cioè tu ti stai io mi sto divertendo adesso così a guidare, cioè è piacevolissimo guidare, capisci? Non ho voglia di fermarmi e fare la passeggiata, mi piace proprio star seduto e guardare il panorama che cambia, che passa. Per di più comunque ho anche un volante in mano, quindi insomma mi diverto a fare le curve, decido io dove andare, se girare, se fermarmi e tutto quanto. È una cosa veramente molto interessante, sul serio. Spero di averla spiegata bene. Allora, anche qua i fiumi in secca, ovviamente mantenendo quella velocità nel camper che mi consente di rilassare completamente il cervello. Lo stesso discorso vale anche con la bicicletta, sai, quando trovi quella pedalata che non fatica, non devi stare attento alla guida e sei là come un ebet che ti godi il panorama, no? È stessa cosa il camper. Il camper mio, ovviamente, perché è vecchio e tutto quello che vuoi, quindi sospensioni oltre che motore, tutto quanto,
questa velocità tra virgolette ipnotica, no? Menzionata anche da qualche poeta francese, tra l'altro, che parlava sempre della bicicletta. Anche Einstein ce l'aveva sempre su questo discorso della bicicletta, no? Va dai 45 ai 60 all'ora, diciamo, dopo dipende dalla strada e dal vento. Tipo oggi in queste strade va dai 50 ai 60. Sto vizio di urlare, che tanto comunque il microfono ce l'ho qua sotto il mento praticamente. Un po' come quando metti il viva voce, no? Che sei là che urli come un ebete, perché dici cazzo, se con la cornetta che ce l'ho a 2 centimetri devo usare un tono, e se il microfono è a 1 metro devo urlare come un matto. E invece no, c'è proprio una cosa psicologica, porca quella troia, psicologica. Banette baguette bizantine. Come souvenir tipico ci sono anche le targhette, quelle in legno, no? Solo che costano un occhio alla testa, cioè un pezzettino di legno tipo di 20 cm con scritto, che ne so, ad esempio toilette, ma scritto proprio a mano col pennello, cioè, e ti disparano tipo a 15-20 euro, ma vabbè, da Matuzzetti. Resta a casa un po' tipica, perché di solito io ti faccio delle cose tipiche, ma questa è un po' strana più che tipica, no? Quindi ricordati, mi raccomando, anzi mi raccomando, che se devi farti la vacanzina qui in Francia, ascoltami, riempiti il frigo di roba, parti pieno di cibo e di roba, che dopo qua costa un disastro. Ovviamente vabbè, non caricarti di acqua, che è chiaro costa di più, ma non è che la paghi come te la raccontano, la paghi solo un po' di più, vabbè, va tranquillo, non è quella la fregatura. Però biscotti, tutte quelle robe là, portatele da casa, mamma mia, se no sei ciulato più che puoi, soprattutto se è un buon frigo che funziona, riempiti. Io ho avuto la fortuna di far così, ma non so neanche perché ce l'ho fatto, forse perché non lo so neanche io. Solo pensiero, prima di partire sono andato in uno dei nostri supermercati e ho riempito proprio il frigo e via, e cavolo, sono fatto bene. Allora qua sti brutti peozzi per sparagnar gli hanno fatto il tetto della chiesa con solo l'impalcatura, senza mettere i mattoni, hai visto? Miseria, che strana che è sta montagna per me, sai come forme e colori, veramente è strana sta roba, non capisco. Ho appena passato un cartello con scritto Notre Dame, ma non siamo a Notre Dame, cioè esiste un altro paesino che si chiama Notre Dame. Guarda qua cosa ho notato, che tutti i fiumi qua hanno tutti l'argine in pietra, in cemento, hai visto? Tutti, pensa a te, guarda che roba. Riserva naturale de Haute, patrimonio UNESCO c'è scritto, quindi insomma dovrebbe essere un bel posto anche questo. Lì a destra c'è il torrente che è molto bello, solo che sono tutti campi, cioè come fai? Campi anche con le sterpaglie alte qua, sta andando tutto di lusso. Allora, prima c'era un caldo torrido e sono sempre stato, diciamo, al mare, ho fatto il bagno in quei posti fantastici e quindi va benissimo. Poi mi sono anche rotto le scatole perché sai che non sono un tipo molto stazionario e quindi già dopo 4 giorni lì ho detto basta. Però voglia di allungare, come ho detto, non ne avevo, cioè più che altro per il ritorno, non per allungarla certo avrei allungato anche di altri 500 km, però niente, siamo verso il ritorno e cosa succede? Oggi è domenica, quindi abbiamo un'altra intera settimana, quindi niente, piano piano, speriamo ci sia anche qualcosa di carino da fermarsi, perché so già che quando entrerò in Italia già mi mangerò un po' le palle, nel senso, no, siamo già arrivati, hai capito? Quindi è questa contraddizione interiore, non volevo allungarla e neanche non voglio tornare a casa, hai capito?